come nasce il linguaggio, come nasce la lingua sarda nel sardo, in cui il sardo sia lingua materna. Questo è stato visto dal punto di vista sociologico, mica tanto, dal punto di vista della polemica politica, così, ma senza andarci a fondo. E quindi per questo il discorso sulla lingua è sempre uguale in 50 anni. Tu se leggi certi articoli sull'Unione Sarda degli anni 60-70 e articoli del 2010, sono precisi anche nella parola, nell'aggettivo, nella struttura sintattica, cioè questo italiano che è stato insegnato a noi vietando la lingua sarda, già quando facevamo le scuole elementari, da noi era vietata qualunque parola e venivamo puniti dal maestro. Di ciò era perfettamente conscio quel gruppo di intellettuali che nel 1978 inventarono suo metodo Salim Basat ed elaborarono la prima ed unica proposta di legge di iniziativa popolare, unica in tutta la storia dei 50 anni dell'autonomia, per il bilinguismo perfetto, in applicazione all'articolo 6 della Costituzione. È stato uno de los primos que han pensado a una legge che era da basso, no? De idea e di iniziativa popolare. Detta proposta, corredata da 13.650 firme legalizzate di elettori sardi, fu presentata al Consiglio regionale sardo il 13 luglio 1978 per il giudizio politico di merito e per il successivo inoltre al Parlamento sardo. C'è ancora in giro l'ex presidente del Consiglio regionale di allora che prese la mia proposta di legge perché era consigliere schifatto, si chiama Raggio mi sembra, Andrea Raggio, schifatto, la prese così e la buttò sul tavolo come se fosse una cosa fetida. Che fine ha fatto? Detta proposta, corredata da 13.650 firme legalizzate di elettori sardi, fu presentata al Consiglio regionale per il successivo inoltre al Parlamento italiano. Sono trascorsi 4 lustri e la proposta di legge di iniziativa popolare per il bilinguismo perfetto giace nel cimitero di Montecitorio come un cavaliere inesistente. Furono presentate 13.700 firme circa di elettori regolarmente autenticate e quella legge fu esaminata prima di partire per Roma. Io e Giovanni Lelio eravamo il presentatore di quella famosa legge che per primo e che fu bocciata. Indovinate da chi fu bocciata? Da tutti i consiglieri regionali, compresi i consiglieri sardi. Quella legge fu approvata dalla competente o incompetente commissione regionale esattamente da un consigliere regionale, è vero. Ebbe un voto favorevole, semplicemente un voto favorevole, e tutti gli altri consiglieri regionali si astennero. I partiti si girarono tutti contro, anche quei partiti che adesso stanno facendo vari move, contro un partito mandò addirittura una circolare a tutte le sue sezioni di Sardegna per boicottare la nostra legge sulla lingua. Voi capite qual è la situazione? Oggi ci stanno buttando tutti a pezzi su questa disgraziatissima lingua, ma la legge fatta è completamente, a mio parere, inutile.